Questo inverno c'è qualcosa che ti protegge di più. È il vaccino contro l'influenza, che per le persone dai 65 anni, le donne in gravidanza, i soggetti affetti da patologie croniche e per alcune categorie di lavoratori è raccomandato e gratuito. Questo inverno mettiti al riparo, fatti proteggere dal vaccino anti-influenzale, parlane con il tuo medico di famiglia. Proteggi chi ami, vaccinati contro l'influenza. Eccoci qui, ben ritrovati con Ore 13 Investe e Salute. Già la copertina vi ha fatto capire di che cosa parleremo oggi. Parleremo di vaccinazione, parleremo di questa influenza che ci raccontano essere un'influenza piuttosto tosta. 2019-2020 è come la moda, arriva per stagioni e siamo con l'ULSS Stress Serenissima. E buon venerdì a tutti quanti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Se avete dei dubbi, delle domande, delle perplessità, dei timori, ci sono 3 esperti che possono rispondere oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Luca Gino Brogiò, così diciamo tutto il suo nome, direttore del Dipartimento Prevenzione ULSS Stress Serenissima, benvenuto. Grazie, buongiorno. Il piacere di ritrovare, perché lei è ripetente oggi, è già venuto. Bocciato, ripetente. Vittorio Stelle, responsabile del servizio igiene e prevenzione dell'ULSS Stress Serenissima, benvenuto. Buongiorno a voi. E il piacere di avere in studio con noi Roberto Brugiolo, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria sempre Serenissima, ospedale dell'Angelo di Messer, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Adesso devo fare attenzione a non confondermi perché ho capito che allo Stress Serenissima, Brugiolo, Sbrogiò, tutti questi cognomi sono molto richiesti. Parliamo di influenza, parliamo in particolar modo anche di vaccinazione. Allora, vi racconto che i costi dell'influenza in Italia mettono a letto circa 7 milioni di persone all'anno, tra i 5 e gli 8, e sono 33 milioni le giornate di assenza totale dal lavoro. Il costo è quella di una finanziaria e pensate che se ci vaccinassimo potremmo davvero con poco meno di 3 euro guadagnare in salute, in vita e non andare ad affollare poi il sistema sanitario nazionale perché il pronto soccorso esplode. Dottor Sbrogiò, in questi giorni la campagna, proprio siamo allo start ed è una campagna importante perché noi siamo reticenti, noi tutti. Beh, intanto grazie per questa opportunità di poter parlare di un tema così importante come l'influenza e le sue conseguenze sanitarie e anche economiche, come lei ha ben riassunto. Siamo proprio in questi giorni, la Regione del Veneto ha dato indicazioni dal 5 all'11 di novembre di partire con la campagna e quindi diciamo dal 12 di novembre tutte le aziende sanitarie del Veneto saranno pronte, avranno rifornito di vaccini i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e quindi con fiducia nella vaccinazione le persone, che poi spiegheremo meglio quali sono quelle candidate alla vaccinazione, potranno rivolgersi presso gli studi medici o nella medicina generale, il pediatra di libera scelta in alcuni casi dove ai bambini è consigliata, oppure ai servizi di igiene e sanità pubblica del Veneto. Quindi siamo perfettamente nel centro dell'avvio della campagna. C'è un problema molto, molto importante che è quello della nostra reticenza. Volevo anche raccontarvi questo perché poi le persone, vi ho detto, ci sono 33 milioni di giornate di assenza in Italia perse e ogni famiglia, quando qualcuno si prende un'influenza, spende in media 250 euro, quindi ognuno di noi quando siamo là spende 62 euro. E questo, ricordiamolo, sarebbe evitabile con una semplicissima azione. Allora, senta, dottor Sbrogiò, ma secondo lei, che ha esperienza, perché siamo così reticenti, non abbiamo voglia di farla, abbiamo delle paure magari, chi lo sa? Sono vere tutte le cose che lei ha detto, a seconda della persona con cui si ha riferimento. Stiamo parlando comunque di un grandissimo numero di persone che si vaccina. Lo scorso anno nel Veneto quasi 750.000 persone sono vaccinate. Quest'anno sono stati comprati dei vaccini in più e speriamo che siano 864.000, queste sono le dosi che sono state comprate, che si vaccinino. La Regione Veneto ha circa 5 milioni di abitanti, non per tutti è così importante ed immediata la necessità di vaccinarsi, però l'auspicio è che quanti più si vaccinino, perché ci sono delle persone che non si vaccinano.
C'è la pigrizia, che può sembrare una banalità, ma tante volte anche questa gioca la sua funzione. C'è la sfiducia nel vaccino che possa proteggere, poi di questo sarà importante che ne parliamo dopo, certo. Perché come lei ha ben detto c'è la moda però è il virus che cambia giacchetta ogni anno e questo ci rende più difficile trovare il vaccino giusto che protegga bene. Poi c'è confusione tra tetravalente, quadrivalente, c'è un problema di conoscenze, c'è un problema di paura che il vaccino faccia male, questo è un altro tema su cui sarà importante parlare oggi e sfatare anche questa informazione non corretta che ha buona parte della popolazione. E poi abbiamo anche, sembrerà strano, ma anche chi dice vabbè, prenderò l'influenza, cosa vuoi che sia, sto a casa una settimana. Quindi c'è una grande variabilità di temi, sottovalutando che è una malattia importante. Lei ha detto giustamente 8 milioni, si stima che sia circa 1 su 1000 che decede per c'era proprio, guardi i dati, l'influenza la passata stagione ha portato a 600 casi gravissimi, oltre 100 decessi. Vi ricordo la media dell'Unione Europea, perché è importante, la morte è stata di 4.000 persone nel mondo a causa dell'influenza. Tra emisfero australe e emisfero boreale, quindi nord e sud, sono morte 650.000 persone. Esatto, sono 650, lei ha fatto una giusta indagine, su circa 500 milioni di persone che hanno preso a livello mondiale l'influenza, quindi è circa 1 su 1000 a livello mondiale che purtroppo decede a causa della patologia. Quindi è una malattia che può essere veramente grave, è possibile proteggersi con una semplice vaccinazione, quindi l'incoraggiamento per noi è totale per tutti. Incoraggiamo anche chi è a casa a chiamare 049 4906 054. Avete dei dubbi, delle perplessità, soffrite di qualche patologia e magari pensate che il vaccino non possa essere fatto, avete delle curiosità, magari potete anche confessare che avete paura del lago, noi siamo a disposizione, non vi vediamo ma non vi giudichiamo nemmeno. Senta, dottor Selle, è il suo dipartimento, lei è responsabile del servizio igiene e prevenzione, quindi vi attivate molto in questa che tutto sommato le persone non vedono sempre come sanità, perché la danno un po' per scontata, invece è fondamentale perché l'influenza, abbiamo sentito, ha dei numeri molto molto pesanti. Mi ricollego a quello che diceva il collega prima a proposito di questa fatica ad approcciare la vaccinazione. Ricordiamo sempre che chi va a vaccinarsi è una persona che sta bene, non è una persona che è malata e che quindi corre dal medico perché ha un dolore, ha una paura, ha un problema, ma è qualcuno che sta bene, che è sano e che cerca di mettere in sicurezza la sua salute dal momento in poi rispetto a quello che sta vivendo. Allora, intanto non è da tutti guardare avanti, molti di noi vivono girati guardando indietro spesso, no? Quindi è un problema molto culturale anche. Faccio per dire, questi giorni è stata a Parigi una riunione in cui si è discusso di questi argomenti. Ecco, per dire, i paesi del nord Europa nelle campagne vaccinali investono e quindi nella prevenzione in maniera molto più massiva, soprattutto nella comunicazione. Noi siamo qui anche con grande piacere, proprio perché sono questi momenti e i video che abbiamo portato hanno anche questa finalità, per cercare un po' di bucare lo schermo e di andare un po' incontro alle persone, perché è vero che ci sono le paure, ma spesso c'è anche misconoscenza, proprio ignoranza di quello che è la potenzialità di una vaccinazione. Perché il problema poi ci sono i virus che non sono quelli dell'influenza, magari non si vaccina, dobbiamo anche ricordare che se ti vaccini oggi puoi contare sul tuo vaccino tra 20 giorni, 21, 25, poi dipende da che persona sei, cioè c'è un tempo necessario affinché il vaccino funzioni, quindi c'è anche il problema di qualcuno, come abbiamo sentito anche nelle stagioni passate, mi sono vaccinata ma mi sono presa l'influenza lo stesso. Sì, guardi, se ho un secondo, credo che valga la pena conoscere questa cosa. Allora, talvolta sembra che la vaccinazione non abbia effetto, no? O non abbia l'effetto che si vuole. Allora, tolto che ci sono casi in cui comunque tu puoi fare anche l'influenza, ma farai una forma frustra, farai una forma più leggera e non andrai incontro alle complicanze. Quindi comunque c'è una vaccinazione di base. Poi ricordo che ci sono, come in tutte le vaccinazioni, una piccola quota di persone che non rispondono al vaccino. E questo fa parte della variabilità biologica individuale, no? Poi l'altra cosa importante che sfugge alla più parte è qui, mentre quando vacciniamo una coorte di bimbi appena nati ai 6 mesi, 3 mesi, a seconda della vaccinazione,
Vacciniamo a tappeto tutta la corte, che sia per il morbillo, che sia per l'epatite, per quello che tocca. Quindi copriamo tutta la corte per creare la cosiddetta immunità di gregge, in maniera tale che questi corti man mano che nascano siano immuni e non possano girare i germi. La vaccinazione antinfluenzale non può pensare di coprire tutta la popolazione, è una vaccinazione personale di protezione. Quindi è chiaro che il virus circola negli altri non vaccinati. E allora è chiaro che noi vediamo l'influenza, la vediamo nelle persone che però in linea di massima hanno la capacità di resistere, non sono nelle categorie che sono indicate invece alla protezione. Quindi l'obiettivo nostro è quello di portare le persone che sono indicate alla protezione vaccinale ad essere vaccinate. A fianco a questo meccanismo c'è quello legato ai cosiddetti virus parainfluenzali, per i quali però non ci si vaccina perché, intanto perché sono molti, ma perché sono non più di hanno, un centinaio, quindi... sì, ma soprattutto non hanno la potenza e il rischio che comporta la vaccinazione, l'influenza, il virus influenzale. E quindi quando un servizio sanitario deve fare un investimento che è anche economico, lo punta sul bersaglio grosso, che in questo caso è il virus dell'influenza. Quindi avete capito lo studio, la complicazione, perché poi bisogna anche individuare questi virus, attualmente sono 4, e formularli, metterli tutti affinché appunto ci sia una copertura importante, come diceva anche il dottor Selle, si vive anche di, voglio dire, copertura di gregge, cioè quella persona magari che non si vaccina, diciamo, non preso ma niente, ma perché magari attorno aveva persone vaccinate, è stato anche fortunato. Adesso ha studiato bene questo pezzetto allora, qual è? Il fatto è che poi si dice, soprattutto agli over 65, di vaccinarsi un po' di più perché, vero, dottor Sbruggiò? Certo. Allora, me lo dice dopo, Brugiolo, scusi, me lo dice dopo la pubblicità, perché? Perché magari, voglio dire, si vuole raggiungere anche la quinta, la sesta età, perché non c'è assolutamente limite. Allora, 049 4906 054, noi torniamo dopo la pubblicità, se avete delle domande chiamateci, noi vi rispondiamo. Ci aspetta il dottor Roberto Brugiolo, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria dell'Ulstre della Serenissima presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre. A dopo. Professionale. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054, stiamo parlando di vaccinazione contro l'influenza che arriverà, pare già verso dicembre, gennaio. Di solito è la fine di dicembre e il mese di gennaio. E stiamo parlando di un'influenza che si preannuncia piuttosto tosta e pare che possa mettere a letto 7 milioni di italiani. Questo ci raccontano le statistiche, perché poi di anno in anno questa situazione è anche aumentata, forse anche noi ci muoviamo di più, viaggiamo di più. Allora, l'appuntamento è con il dottor Roberto Brugiolo. Senta, è chiaro, stiamo parlando di persone alle quali è vivamente consigliata la vaccinazione, parliamo degli over 65. Sì, gli anziani sono una categoria... Non mi dica anziani perché poi dopo mi scatta la telefonata di protesta. Ma comunque, ma a parte che ormai gli anziani li consideriamo dopo i 75, però diciamo che ormai anche come società scientifica ragioniamo con questi, questi criteri anagrafici. Ma diciamo così comunque che per ormai consolidata tradizione gli over 65 sono persone che cominciano a essere in qualche modo ad avere qualche piccolo problema, anche se ripeto questi problemi si stanno spostando sempre più verso le età più avanzate, ma sono affetti da varie patologie o cominciano a vedersi gli effetti anche delle patologie croniche. Pensiamo al diabete, pensiamo alle broncopneumopatie croniche, ostruttive, l'enfisema. Diciamo poi che anche il sistema immunitario nell'anziano è un pochino più deficitario, è un po' meno pronto rispetto all'adulto. Allora, continuiamo dopo la telefonata da casa perché ci sarà qualcuno che vorrà farmi una domanda. 049 4906 054, pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, buon venerdì a lei. Prego. Volevo chiedere, ma dove posso andare a farmi il vaccino? E soprattutto, quanto costa? Dove può farsi il vaccino e quanto costa? Scusi, ma lei di dov'è? Ci chiedono i medici in studio. Io chiamo da Padova. Da Padova. Ok, allora. Va bene, allora le faccio dare una risposta appena
Lo dica subito. In linea di massima, allora dipende dall'età. Se rientra in quelli che non vogliamo chiamare anziani, comunque sopra i 65 anni, semplicemente il suo medico di medicina generale avrà avuto fornito dalla ULSS, chiaramente questa di Padova, è stato fornito di vaccini e quindi si rivolge al proprio medico di medicina generale. Però il servizio di igiene e sanità pubblica dei colleghi di Padova ha in genere dei calendari, dei riferimenti, degli ambulatori in cui fa anche le vaccinazioni in maniera diretta. Credo che basti chiamare i colleghi di Padova dell'igiene pubblica. Certo. Va bene, quanto costa? Lo scoprirà, è gratuito, mi sembra, se per lui alcune rientra- categorie, adesso ce lo fa dire, vero dottor Sì, sopra i Brugiolo? 65 anni è gratuito. E per alcune Per categorie? alcune categorie a rischio, ecco. Quindi non c'è nessuna spesa da parte del cittadino. abbiamo detto che comunque se uno va a comprare, a fronte di tutte le statistiche, poco meno di 3 euro e si assicura insomma un risparmio, abbiamo sentito, di quasi 250.000 euro di farmaci da banco poi di base, quindi quello è. Adesso proviamo un po' a chiarire. Allora, il costo adesso che è stato riferito è quanto costa al sistema pubblico nell'acquistare certo. grandi quantità. Abbiamo delle categorie per le quali è gratuito, le categorie, proprio per dirle in maniera un po' grossolana, abbiamo le persone con più di 65 anni, alcune che hanno patologie croniche, che sono le malattie cardiache, le malattie polmonari, I diabetici, poi abbiamo le persone oncologiche e le patologie immunitarie. le Poi donne in abbiamo stato di gravidanza. le donne in dopo il gravidanza. terzo Poi abbiamo trimestre. altre due categorie importanti, sono ambiti lavorativi, sono per esempio le forze di polizie, il personale sanitario, le poste, abbiamo grosse categorie di popolazione e poi abbiamo ancora le persone che donano il sangue. Queste persone hanno diritto gratuitamente. Per chi volesse andare al servizio di igiene e sanità pubblica, il costo concordato con la regione è di 10 euro. 10 euro. Poi si può anche andare in farmacia a comprarlo al prezzo di mercato. Quindi ci sono diverse possibilità e ci sono diverse strade che si possono percorrere. Allora, l'avete capito, 049 49 060 54, se avete delle domande su perché vaccinarsi, se avete dei dubbi, noi siamo a disposizione, poi continuiamo con il dottor Brugiolo che ci racconta insomma che cosa succede a questi, come posso dire, over 60. In questo caso l'inglese mi piace perché non stabilizza proprio un'idea. Lei mi attira le telefonate, cosa vuole che le dica? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sa cosa? Non sentiamo bene in studio, non so se i colleghi possono alzare l'audio o lei deve parlare più forte. Pronto? Ecco, io devo chiedere una cosa per il vaccino. Prego. Posso parlare? Vada. Vado? Sì. Allora, io ho sempre fatto il vaccino antinfluenzale, però l'anno scorso l'ho fatto e dopo mi sono sentita malessere generale, una gran stanchezza, una spossatezza. Ho 88 anni compiuti da poco e sono indecisa se farlo quest'anno perché non vorrei stare male come l'anno scorso, perché sono andata avanti 2 mesi. 2 mesi di stanchezza? Ecco, una stanchezza, malessere, una cosa, una spossatezza. Dopo appena fatto il vaccino, invece gli altri anni non mi ha mai fatto niente. Allora adesso quest'anno sono molto preoccupata perché non mi fido di farlo, ho paura di stare male come l'anno scorso. Allora, mi dica lei cosa mi può consigliare. Signora, scusi, un secondo, il dottore ha bisogno di chiedere qualcosa alla signora oppure no? Beh, no, direi di no. Ma allora, io signora, penso... può riagganciare gentilmente il telefono e diamo lo spazio anche ad altri 049 49 06 054. Intanto complimenti perché 88 anni. Certo. Cavoli, insomma, chapeau, come dicono i francesi. Esatto. Allora, questa signora si è vaccinata, dice sempre bene, nel 2018 l'ha fatto, ha fatto 2 mesi infernali. Una rondine non fa primavera, direi, tanto per cominciare, perché ma era la sua se rondine, signora, potrebbe dire. La signora si era sempre vaccinata, per cui è successo una volta. Ecco, il vaccino può anche dare qualche manifestazione simile influenzale, soprattutto l'astenia, la spossatezza, qualche volta qualche lieve alterazione febbrile. In genere però si esaurisce in brevissimo tempo. Quindi può essere anche che lei abbia fatto il vaccino in una condizione particolare, magari aveva qualche predisposizione a qualche altra problematica, ecco, è possibile. Io credo questo, è troppo importante vaccinarsi,
Se noi pensiamo, ci sono degli studi fatti anche dal CDC di Atlanta che ha analizzato addirittura 45.000 persone, cioè si vede quando una persona si vaccina, se contrae l'influenza, perché non copre al 100% il vaccino, lo sappiamo, ma se la contrae intanto in forma molto più lieve e soprattutto non compaiono quasi mai le complicanze. Allora, le complicanze sono il problema vero nell'anziano, le complicanze dell'influenza, perché come si diceva ci possono essere, le prime complicanze sono sempre a carico dell'apparato respiratorio, le più frequenti. Ci possono essere delle polmoniti di tipo virale per un 20-30% di casi e per il restante 80% sono invece polmoniti da sovrapposizioni batteriche, in primis il pneumococco, tant'è che è stato anche caldeggiato di fare la vaccinazione sempre nelle persone ultra 65 anni anche contro l'infezione pneumococcica, che si fa una sola volta nella vita. E questo proprio per evitare che ci siano anche queste problematiche, queste complicanze che sono piuttosto serie. Io ho un'altra telefonata, tra l'altro poi mi è venuto in mente di aver sentito anche il caso di una signora che si era presa la polmonite da ingestione, perché con la tosse causata poi dall'influenza mandava del cibo dentro, quindi anche quelle possono essere casi limite, ma sì, ci sono dei casi però c'era capitato. Diciamo Devo prendere una telefonata, lei sa che quando arriviamo da lei ci sono le telefonate. Pronto, buongiorno. Buongiorno signorina. Vorrei parlare con il dottore che sta parlando adesso. Ecco qua, col dottor Brugiolo, prego. Buongiorno, io dottore sono allergica a molte cose, per esempio al nickel, alla tinta, alla Gimox e anche quando ho fatto la tiroide, la scintigrafia, mi viene tutto un rossore al petto. Ecco, io posso fare il vaccino o no? Ecco signora, ma lei si è mai vaccinata prima d'ora? No, ho sempre avuto paura, essendo che devo prendere, quando prendo gli antibiotici, stia attenta a non prendere quello che hanno la pellicellina, ecco questi. In genere una persona che ha una diatesi allergica, ecco, questo lo dovrebbe anche dovrebbe confrontarsi un po' con il suo medico di medicina generale, perché non conosco tutta la sua storia ovviamente, fra una domanda e l'altra è un po' difficile anche inquadrare e dare una risposta definitiva a questo. Diciamo come in linea generale, se c'è una predisposizione a malattie allergiche, a risposte esagerate, bisogna valutare caso per caso, ecco, e quindi bisogna fare non è una la signora cosa è preoccupata semplice. della componente sulla quale vengono fatti crescere. Cioè Posso inserirmi? Prego. Sì, no, assolutamente, è una domanda quasi... Signora, una cosa le dico. Sì. La vaccinologia è cambiata in questi anni, moltissimo. Allora, dare risposte così, senza conoscerla, ci danno il Nobel a tutti quanti al momento. Allora, la cosa che si fa in questi casi, guardi bene la dove signora, siamo? la 1. Allora, esistono gli ambulatori di servizi di igiene e sanità pubblica in cui c'è un medico dove lei può andare, parlare, portare le sue cartelle. Quel medico avrà modo di contattare il suo medico di base, il clinico che l'ha seguita, lo facciamo stabilmente questa cosa, individuare il profilo, oggi si direbbe personalizzato in sostanza, per capire se effettivamente c'è o non c'è un rischio reale. Tenga conto che da quest'anno c'è anche un vaccino che è costruito sulle culture cellulari, non più sulle uova, per le persone che hanno reali allergie alle uova, ad esempio, cosa che fino all'altro anno non c'era. Quindi ci sono una serie di novità e di cose che però è bene conoscere, che con una battuta in studio diventa anche difficile. Quindi signora, si rechi dal suo medico di base o si rechi presso l'ambulatorio preposto alle vaccinazioni, troverà una persona che con il suo faldore, la sua cartella, finché non parte quella digitale, studia la sua anamnesi e le dice sì, lo può fare. La ringrazio per la telefonata. 049 4906 054, mi dicono i colleghi della regia che andiamo in pubblicità, noi torniamo dopo, continuate a chiamarci e a fare delle domande perché stiamo facendo un'informazione. A dopo.
vinci la tua partita. Se hai 65 anni non perdere l'appuntamento con la prevenzione. Ti spetta. Che aspetti? Ci stava, insomma avete capito, non si rischia con la propria vita, perché alle volte un'azione molto semplice, come quella di una piccola puntura, perché poi vi ricorderò anche nelle varie indagini statistiche il perché le persone non si vaccinano, c'è anche la paura, insomma giochiamo con la nostra vita per una cosa che dura un secondo e che ci può far del bene. Non è che le persone vogliono spaventare, siamo qui per spaventare, ma siamo qua per fare informazione. Sarà un'influenza piuttosto forte, pesante, e così ce la stanno presentando. È vero, che cos'ha di così spaventoso? Allora, la certezza di quanto sarà pesante questa influenza purtroppo lo sapremo quando sarà terminata. Perché il virus è un virus molto particolare, no? È un virus a RNA, ha dei pezzettini appunto di RNA che si possono anche rimodulare tra di loro, ricombinare e con piccole mutazioni o anche con mutazioni più importanti dare una patologia più grave. Quindi alla fine purtroppo lo sapremo a conclusione dell'influenza. Però abbiamo già avuto qualche caso, ricorderete forse un caso di cronaca a Udine di una persona piuttosto giovane, senza patologie concomitanti, che ha avuto un problema di salute grave, è dovuto andare in ospedale e essere ricoverato a lungo per curarsi, e quindi qualcuno su questo, diciamo, ipotizza anche una maggiore gravità. Però appunto ciò ci aiuta a suggerire ulteriormente la vaccinazione. Ecco, pur non sapendo fino in fondo quanto grave sarà, certamente la vaccinazione, adesso era un po' macabro, diciamo il filmato che abbiamo visto, dopo il 31 di ottobre ci stava, però lo sappiamo, può essere molto grave, quindi la vaccinazione a fronte di una piccola puntura, salvo casi eccezionali di allergie particolari, ma il dottor Selli ha ben spiegato con alla precedente telespettatrice, ci si deve affidare con fiducia alla vaccinazione. Ecco, prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Guardi che la sento poco. Ma lei parli perché non la sentiamo bene. Prego? Noi la sentiamo bene, ci dica, buongiorno. Ma io no, non la sento bene. Non mi risponde. Parli, che dica. cambio orecchio, vediamo. Ecco, che magari... Però lei ha il televisore adesso alzato. la sento un po' meglio, ma non troppo. Parli, ci dica. Il televisore. Diciamo dai nonno, su. Pronto, buongiorno. Ci dica. Guardi, allora, la comunicazione può avvenire se lei abbassa il televisore, ce l'ha il telecomando? Mi sente poi? Abbassi il telecomando e col pulsante il volume, se no qui facciamo Marte, Luna e ritorno. Mi sentite? Sì, vada. Niente. Può fare la domanda intanto. Okay. Cosa ci voleva chiedere? Ok, la abbasso del tutto. Ecco, adesso, vede. Perché Bene. così? Ecco, ci dica cosa ci vuol chiedere, gentil signore. Dunque, io in questi giorni io penso aver avuto l'influenza, tosse, sternuti a tutto spiano, adesso vado un po' meglio, ho avuto anche un po' di febbre, ma poca, una notte. Adesso dovrei vaccinarmi ancora oppure ormai l'ho superata? Come dovrà vaccinare? Si è già vaccinato? No, deve ancora vaccinarsi, ma ha avuto questi sintomi. Come, scusi? Si è già vaccinato o deve ancora? No, non mi sono mai vaccinato in vita mia. Quanti anni ha? Mai. Quanti anni È ha? il secondo anno che penso di avere l'influenza. Ma quanti anni ha? Io sono un vecchietto, anzi un vecchiotto, 82. 82. Allora, io direi di far così. Le faccio dare una risposta a chi vuole dare la risposta, perché qua siete tutti abili e arruolati. Va su, mi sente? No, le risponde, non la sente più, però le risponde. Allora, questo signore qua ha un medico di medicina generale che lo conosce, che sa probabilmente cosa è successo l'anno precedente. La prima cosa che fa, va a parlarci, ok? Perché il Servizio Sanitario Universale ci dà questa forza, che hanno pochi paesi, di avere qualcuno che ti conosce e conosce la storia.
quindi potrebbe avere delle informazioni rispetto all'episodio dell'altro anno che a noi sfuggono. Dopodiché vaccinarsi dopo un episodio così non comporta alcun tipo di problema, quindi può accedere alla vaccinazione. Quindi il signore che a casa deve andare, chiariamola con un linguaggio semplice, dal suo medico di base, dottor della mutua, ecco, e dal dottore della mutua cosa fa? Gli dice: sono stato male ma adesso sto bene, posso vaccinarmi? Risposta: l'altro anno ho già avuto, gli racconta cosa ha avuto l'altro anno e il medico di medicina generale lo inquadrerà sicuramente correttamente. Ecco, ha capito? Lei che ha 82 anni vada tranquillo, non si deve vaccinare se però ha ancora l'influenza, la febbre e altre cose. Ecco. Questo lo vediamo in ambulatorio, no? È facile che in questa fase qua non abbia avuto l'influenza, ma uno dei famosi virus parainfluenzali. Di questi 100 parainfluenzali. Approfitto, vista l'età del signore e della signora prima, quest'anno è stato inserito tra i vari vaccini, è stato riportato in auge, un vaccino che noi chiamiamo adiuvato, che ha una componente specifica che serve per aumentare la risposta proprio nei soggetti anziani che hanno un sistema immunitario un po' più debole. Si è visto che, poi parleremo dei ceppi, che al ceppo AH3N2 gli anziani ad esempio rispondono un po' poco. Okay? Pertanto per queste categorie qua, quest'anno è stato selezionato un vaccino che non è il quadrivalente, è un trivalente adiuvato, che ha forza particolare per questi ceppi su cui l'anziano risponde meno bene. Avete capito quanto cambiano poi i vaccini all'interno, anche come vengono formulati e riformulati, perché poi le persone pensano che siano ancora i vaccini degli anni 70 e che ci sia lo squalene e altre cose all'interno. Però adesso faccio un po', vi voglio un po' rasserenare, perché Assosalute ha fatto una bella indagine proprio quando si parla di influenza e dice che le persone non si vaccinano al primo posto, e qui è un popolo di temerari, perché si ha anche tanta paura del lago. Va bene. Al secondo posto c'è chi ha la sensazione che comunque si ammalerà lo stesso con il vaccino, poi c'è chi pensa che l'influenza non sia una malattia seria, quindi il vaccino non serve, ancora un altro posto che il vaccino antinfluenzale può essere causa di altre malattie, e chi dice: mi sono vaccinato ma ho contratto l'influenza, quindi non lo faccio più. All'ultimo posto anche chi è parsimonioso e ha memoria lunga come un elefante, dice: non mi vaccino perché l'ho fatto l'anno scorso. Allora vediamo il nostro geriatra, ha capito? Cioè è veramente un popolo di artisti, No, insomma, sono cose assolutamente. La paura del lago, vabbè, quella è una cosa che su cui si può influire ben poco, penso. Ma sul resto non ho avuto la malattia, insomma ti è andata bene, ma non è detto che ti vada sempre bene, ecco. E quindi io credo, poi lei aveva detto ancora... ce ne sono qua, guardi un elenco, c'è chi ha paura, chi dice tanto non me la prendo, chi mi vaccino ma mi ammalerò lo stesso, non la ritengo una malattia seria. No, ma invece, ecco, una malattia seria, invece questa è una delle cose più sbagliate che nella mia carriera ormai lunga di medico ho visto, cioè sbagliatissimo pensare che tanto l'influenza o me la faccio in piedi, niente di più sbagliato, perché l'influenza è una cosa che duri molto, però anche se lascia questo strascico di spossatezza, di astenia, di mancanza di forza, però è una malattia che è pericolosa perché se la si fa in piedi, a parte la possibilità di infettare anche altre persone, perché si è infettivi già anche un giorno o due prima dei sintomi, no? Ma poi si va avanti per altri 5, 6, 10 giorni anche, fino a dopo la fine, diciamo, della sintomatologia proprio acuta, ma c'è proprio il problema della sottovalutazione di questa malattia, perché invece, ripeto, può dare delle complicazioni, non sono frequenti, però ci sono delle complicazioni a livello cardiaco, a volte anche miocarditi possono capitare, anche a livello del sistema nervoso centrale, oltre a quelle che avevamo ricordato prima, che sono le più frequenti, che riguardano l'apparato respiratorio. Però non è mai da sottovalutare e soprattutto da non fare in piedi. È la cosa più sbagliata che si possa fare. Bisogna fare gli eroi, assolutamente. No, bisogna stare a letto al caldo, tranquilli, anche perché più si riposa, più anche, come i vecchi medici ci insegnavano,
anche il nostro sistema immunitario riesce a reagire meglio, a rispondere meglio. Allora, quindi vaccinatevi, se non l'avete fatto vi prendete l'influenza, non fate gli eroi, e dopo vi racconterò una cosa divertente sui falsi rimedi della nonna, i falsi miti su come si fa a combattere l'influenza. Pensate, perfino una grappa alle 10 erbe. Pronto, buongiorno. È caduta la linea, magari poi la riprendiamo. 049 49 06 054 se volete fare delle domande. Allora, dottor Sbrogiò, stavamo dicendo anche un po' per rilassarci che ci sono anche, pensi, 6 italiani su 10 che si affidano ai rimedi della nonna, cioè stiamo parlando del 60% della popolazione. Allora, chi è sano non se la beccherà mai. Poi brodo, pollo, lavaggi nasali, tisani, un bicchierino di vino e la grappa delle 10 erbe. 3 rimedi. Allora, salviamo una cosa delle nonne. La grappa? No. No, perché noi siamo un dipartimento di prevenzione Ma e come? anche sull'acqua stiamo attenti. Allora, c'è una cosa, adesso la traduciamo in termini scientifici moderni, però c'era la ricetta delle 3 L, il letto, il latte e la lana. Traduciamole. Allora, il letto, l'ha detto anche il dottor Brogiolo molto chiaramente prima, non servono eroismi, si sta a letto, è una malattia anche debilitante, non bisogna dare chance, una volta preso il virus, di fare un decorso nel peggiore dei modi, quindi bisogna stare a letto. No? Il latte vuol dire l'idratazione, la febbre elevata, la produzione anche di catarro che può esserci, i liquidi servono, quindi idratazione. La lana vuol dire che sia nel periodo diciamo della malattia o anche precedente, il coprirsi bene è un'indicazione sempre importante. Ci aggiungiamo 2 elementi che sembrano banali anche come dire, da asilo, passatemi questa espressione, però l'igiene delle mani, perché è una catena di trasmissione importante, bisogna lavarsi le mani, lo insegnano già dall'asilo, per quello dicevo da asilo, ma tanta gente ha dimenticato questo presidio molto semplice di igiene personale e anche comunitaria, e l'altra cosa è proteggersi quando si starnutisce, perché il virus passa da una persona all'altra con le mani, come stavamo dicendo, o anche con delle goccioline che hanno una traiettoria di circa 1 metro più o meno, però diciamo se lo starnuto non è su un fazzoletto o diciamo, alcuni insegnano anche a starnutire sul gomito, sul cavo insomma, del gomito del braccio, si trasmette il virus. Quindi questi elementi sono certamente da recuperare e tenere presenti, con un'evidenza anche scientifica. Altri rimedi citati non mi sento diciamo di suggerire. Vabbè, magari il lavaggio nasale ci può stare se per caso. Vabbè, insomma, su fumiggio. Comunque teniamo, magari può essere complicato. Italiani su 10, parliamo del 60% della popolazione, ha voglia. 049 49 06 054 e poi con buona pace di Greta Thunberg il fazzoletto di carta è stata un'invenzione sana, ma il fazzoletto di stoffa che avevamo una volta con l'iniziale non era proprio igienico. Torniamo dopo la pubblicità. Servizi. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Se volete telefonare ci sono i nostri 3 medici dell'Ustra Serenissima che vi danno una risposta per quanto possibile ai vostri dubbi, alle vostre perplessità. Non volete vaccinarvi e potete insomma stare tranquilli che vi diano una risposta e vi possano motivare, se non ci siamo riusciti fino adesso, insomma spero di sì. E poi torniamo su uno di questi aspetti che insomma l'influenza non sia una vera malattia, o c'è chi non per risparmiare ma pensa essere previdente dice dottor Selle l'ho fatto l'anno scorso e quest'anno picché perché tanto no, non mi prenderà. Invece no, perché dobbiamo ricordare che l'influenza cambia, è subdola come tutti i virus del resto, e quindi le cause dell'influenza ci sono questi 4 ceppi che sono stati individuati e l'ultimo anche più insomma, recentemente e sono diversi ogni anno, Devo dire che è preparata. Insomma, influenza, io mi sono già vaccinata, ho già fatto un primo outing, quindi sono già vaccinata. No. Una cosa dobbiamo sapere, noi con l'avvento degli antibiotici, delle cure mediche, pensiamo che i microrganismi siano un qualcosa un po' di superato, no? Malattie di una volta. Oggi ci pensiamo ai tumori, pensiamo alle malattie importanti, poi è stato il periodo delle morti per gli infarti che adesso stanno calando, ci preoccupiamo giustamente degli incidenti stradali e domestici.
I microrganismi sono vivi, vitali, come noi, non mollano mai. Del resto, mi scusi, ci avviciniamo al 1° di dicembre, è recente la nuova scoperta di una nuova mutazione del virus dell'AIDS, e sono virus. No, certo, perché come noi cambiamo, anche loro cambiano, si adattano all'ambiente per sopravvivere. Okay? Allora, chi un po' si sta occupando di queste cose, intanto ha imparato come noi siamo e viviamo in un grande equilibrio con il nostro microbiota intestinale. No? Queste sono cose di cui si parla in maniera esplicita da qualche anno, in realtà è sempre stato così. Quindi i microrganismi sono vitali, belli svegli, stiamo vedendo che sempre più sono anche alla base di molti tumori, la vaccinazione per l'epatite B e quella contro il papillomavirus stanno dandoci grandissimi risultati in questo ambito. Bene, il virus dell'influenza si muove anche lui, e allora nel famoso crogiolo orientale, dove ogni anno avviene questo mismatching dei vari tipi di virus, si selezionano quelli dominanti che poi cominciano un giro per il mondo, arrivano da noi e è globalizzato questo virus, assolutamente, così. È partito prima della globalizzazione attuale, certo, e quindi ogni anno viene selezionato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità verso un poco prima di primavera i virus che si prevede probabilmente gireranno e arriveranno da noi nel periodo invernale. Quindi i virus ogni anno c'è qualche componente che viene prevista nuova nel vaccino perché può girare un ceppo diverso. Può essere cambiato. Per questo ci si vaccina ogni anno. Allora, avete capito perché? Perché ogni anno è diversa, può essere magari più leggera, può essere più tosta, ma comunque quando te la becchi te la fai tu. Pronto, buongiorno. Dario della provincia di Trento, buongiorno. Da Trento, Dario, buongiorno. Ecco, questi virus che cambiano continuamente, accidenti, sembrano fatti apposta per le esigenze dell'industria farmaceutica, proprio accadono. Io sentivo dire che i tre ospiti lì sono medici. Sì. Mi sembra strana perché vedendo la trasmissione mi sembrava che usassero un linguaggio che assomiglia molto più a quello degli agenti pubblicitari, degli agenti di commercio. Signor Dario, cosa ci vuole chiedere? Capisco che abbia un punto di vista critico e io volevo chiedere quando riusciranno ad inventare un vaccino contro la creduloneria. Quando riusciranno veramente ad inventare un vaccino del genere? Allora, signor Dario, le facciamo rispondere perché qua non si ha paura di nulla, signor Dario, perché poi parlano i numeri. Parliamo di 650.000 persone che ogni anno muoiono quando sarebbe bastato fare un piccolo gesto, ma non è quello. Poi ci sono le ricadute sul sistema sanitario nazionale, italiano in questo caso, che sono sempre più corte, sono sempre più preziose ed è meglio investire su cose intelligenti. Vada, cosa voleva dire? Da Trento ci chiama. Allora, il vaccino l'hanno già inventato, l'ha inventato un italiano, si chiama Galileo Galilei e si chiama metodo scientifico. Si insegna a scuola, si insegna all'università ed è l'unico parametro che ci difende dalla creduloneria e ci aiuta a capire insieme quali sono gli strumenti oggi scientifici più idonei per proteggere la salute delle persone. Quello abbiamo dato una risposta, prego. Perché bisogna anche finire con le cretinate, perché questa cosa qui è antistorica, ormai è finito questo tempo anche queste chiacchiere Novax. La prevenzione e i vaccini da soli, tutti insieme, non coprono neanche il costo di un farmaco semplicissimo come un anti-H2 per l'inibitore della pompa protonica. Capito? Quindi le case farmaceutiche, il business dei vaccini è residuale rispetto a quello della cura e della terapia. Quindi sono argomenti triti non hanno veramente più senso. Sì, anzi, probabilmente molte case farmaceutiche gli scoccia pure magari produrre il vaccino perché alla fine è più la spesa dell'impresa, mettiamola così, forse anche questo ha rallentato. Cioè prenderebbe più soldi a curare e a vendere antibiotici. Vabbè, allora la cosa importante, perché ci avviamo verso la conclusione, comunque 049 49 06 054, che non vi passi per la testa di prendervi un antibiotico perché avete l'influenza. Lo dico perché magari un signore over 65, amico del farmacista, dice dammi un antibiotico. No! No, l'antibiotico contro i virus non fa un bel niente. Esistono dei farmaci anche antivirali che vengono usati in alcuni casi, non sempre, che servono a ridurre un po' la virulenza, diciamo, e la violenza della malattia, però devono essere somministrati solo in determinati casi. Ma in genere contro l'influenza virale non serve assumere, anzi non serve proprio un bel niente assumere antibiotici. Gli antibiotici servono
quando noi vogliamo prevenire le complicanze batteriche, perché gli antibiotici agiscono solo ed esclusivamente sui batteri e non sui virus. Per cui nel momento in cui ci accorgiamo che un paziente ha sviluppato una malattia respiratoria acuta conseguente all'episodio influenzale, allora in quel caso dobbiamo intervenire. E chi è che se ne accorge? Bisogna rivolgersi al proprio medico di medicina generale, medico di famiglia, che nel momento in cui la malattia non si è risolta nei tempi previsti, vale a dire in circa una settimana, deve porre in atto dei rimedi che probabilmente gli fanno sospettare che il paziente stia sviluppando una complicanza, in primis una polmonite batterica. A questo punto allora sì, bisogna usare gli antibiotici. Non sono solo polmoniti, a volte ci possono essere anche altre complicazioni delle vie aeree come sinusiti, otiti, anche se sono un po' meno frequenti, ma comunque esistono. Perché poi c'è il catarro che esattamente, perché poi ed è un segno clinico, soprattutto quando è di un certo colore, ecco, certo. Noi ci indirizziamo verso una genesi batterica. E allora avete capito, allora io devo chiudere la trasmissione e vi ricordo che l'AIFA ha determinato con la pubblicazione per il signore di prima dell'11 settembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, poi dal 17/9/2019, della vendita e somministrazione del vaccino, quindi anche questo, Gazzetta Ufficiale presso lo Stato italiano. Io ringrazio davvero molto Luca Gino Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ustra Serenissima, per essere stato con noi. Ringrazio Vittorio Selle, responsabile del Servizio Igiene e Prevenzione dell'Ustra Serenissima, e grazie a Roberto Brugiolo, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Geriatria dell'Ustra Ospedale dell'Angelo, Mestre Venezia, per essere stato con noi. Grazie a tutti quanti, seguite quello che verrà, una piccola informazione. Torniamo domani con ore 13. Questo inverno c'è qualcosa che ti protegge di più. È il vaccino contro l'influenza. Mettiti al riparo, fatti proteggere dal vaccino anti-influenzale. Parlane con il tuo medico di famiglia. Proteggi chi ami. Vaccinati contro l'influenza.